E allora Mike, purtroppo domenica scorsa avete perso, ci è mancato veramente pochissimo. Sì, alla fine nell'ultimo quarto tipo non siamo riusciti a giocare abbastanza bene di squadra, tipo ma soprattutto in difesa, e da lì sono riusciti ad andare su e hanno vinto la partita purtroppo. Però la prossima partita insomma, cercheremo di migliorare questa cosa. Si ritorna in campo già questo giovedì, qui arriva Cordenons, una sfida che comunque ha un certo sapore. La squadra insomma ha capito dove ha sbagliato. Sì, alla fine abbiamo capito di squadra, infatti oggi che abbiamo l'allenamento molto probabilmente nel senso, cercheremo di migliorare e anche di arrivare pronti alla partita di giovedì contro Cordenons. Siamo alla vigilia di una nuova sfida, quella che vi vedrà ancora impegnati in casa con Cordenons. Che cosa non dovete sbagliare rispetto alla partita precedente con il San Daniele? Cosa non dobbiamo fare? Allora, sicuramente andiamo ad affrontare una squadra che è molto diversa rispetto a San Daniele. Dobbiamo sicuramente imparare dai nostri errori, perché comunque nella partita di domenica potevamo, credo, raccimolare qualcosa di più. Abbiamo avuto un po' di inesperienza, se vogliamo, si è vista molto la nostra poca propensione a giocare a una pallacanestro molto lenta, e questo ha portato a fare il gioco degli avversari. Giovedì sicuramente sarà una partita totalmente diversa, perché Cordenons è una squadra che fa dell'intensità e della velocità il suo marchio di fabbrica, quindi diciamo che non ci sono cose rispetto a domenica che dobbiamo fare sicuramente meglio, ma dobbiamo impostare la partita in modo completamente diverso per poter giocarcela.